Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio da tutti i nostri radioascoltatori. Sono qua, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, com'è andata Ciao. la settimana di Pasqua? Tutto bene? Sì, bene. Ti ho fatto Bene. ascoltare tantissimo i Pooh, c'è un motivo. Non è molto favorevole ad ascoltare i Pooh, però abbiamo tergiversato. Sì. Perché? Perché a volte i nostri politici hanno qualche impegno ovviamente un attimino più importante, quindi sono un attimino in ritardo. Sì, però tu mi insegni che, essendo tuo papà stato un grandissimo aiuto ciclista, quindi riusciva a mettere le pezze e noi l'abbiamo messa la pezza con i mitici Pooh. Viva! Sì, però la canzone dopo l'ho scelta io. Vabbè, dai, allora, dove andiamo oggi? Andiamo a Milano. Andiamo a Milano? Eccolo qui il nostro Ale. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, scusatemi tanto il ritardo. No, tranquillo. Ma non c'è problema, Alessandro. Allora, niente, fammi dare le solite 3 cosine che devo dare, i numeri di telefono. Facciamo sistemare anche Sì, dai, Alessandro. si sistema, è tutto perfetto. Eh. Do i numeri di telefono, visto che le linee sono sempre aperti, e il telefono è il seguente: 0299494722. Per quanto riguarda il WhatsApp, potete scrivere, potete mandare i messaggi, potete dire tutto quello che volete. È 340 670 9659. Grazie. Ci siamo dimenticati di salutare Natalia. Sì. Ci ha detto ciao, quindi è andato tutto bene. Niente, siamo a Milano, io do cenno storico per quanto riguarda Milano, cioè mi fermo, non andiamo, altrimenti stiamo qua 3 ore a parlare di Milano. Allora, Milano fondata dai Celti intorno al 590 a.C. come Medelan, diventa Mediolanum Romana nel 222 d.C. Dopo la distruzione al Barbarossa nel 1162 rinacquero come libero comune, prosperando sotto i Visconti e Sforza. Fu sotto dominio spagnolo e austriaco, diventando infine quello che dice sempre la Lega. La Lega l'ha sempre detto: la Lombardia, Milano è la locomotiva dell'Italia. E niente, abitanti siamo circa un 1363. Monumenti, a parte lo stadio di San Siro dove gioca il Milan, questo qua e basta. Non abbiamo cugini, No. Alessandro. Sono in minoranza. Porco cane. Allora c'è il Duomo, l'Arco della Pace, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il castello, la galleria Vittorio Emanuele e poi
Milano è famosa anche per tutte le porte che circondavano l'ingresso a Milano, le mura spagnole, Porta Romana, Porta Venezia, Porta Ticinese, Porta Nuova, Porta Garibaldi, Porta Magenta. Mi fermo qua perché altrimenti andiamo avanti tantissimo a elencare quello che c'è a Milano. E niente, lascio a te la presentazione del nostro ospite. Allora abbiamo Alessandro Verri, 31 anni appena compiuti, un nostro rappresentante dei giovani, un rappresentante del municipio 4, rappresentante in consiglio comunale a Milano come capogruppo, è il secondo più votato dopo Silvia Sardone e laureato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, doppio master, uno a Lugano e uno all'Università Cattolica Tifa Milan, questo qua. Diciamo le cose importanti ora. Ecco, però diciamo che è uno dei nostri giovani più rappresentativi della Lombardia e mi fa piacere, tanto piacere averlo qui, perché Alessandro lo conosco da qualche anno, anche se non ci si vede tutti i giorni, però è un ragazzo che stimo molto, anche perché ha una grande capacità che non tutti i politici hanno, è quello di ammettere l'errore se lo fanno, e la cosa fa un enorme piacere perché al giorno d'oggi non tanti chiedono scusa, quindi Posso, prima che lui inizi a parlare, dire la cosa positiva che ha fatto felice un sacco di motociclisti, un sacco, e tanti mi chiedono adesso come faccio a rimborsarvi i soldi. Ti lascio tutto a te. Però ascolta, io volevo salutare un altro milanese che è mio marito. Tu sei milanese, mio marito è milanese, e quindi volevo salutare anche lui che ci ascolta da casa. Diciamo quindi che le tradizioni, io sono a Milano, residenza a Milano, è ovvio che le tradizioni sono Rescalda perché i miei sono tutti Rescalda. Rescalda è lì, confina con Legnano, tanto per dire, dove c'è piazza che c'è lì, chi c'è lì? Alberto da Giussano. Okay. Lo vedi qua, è già sulla spilla. Ok, allora io gli passo il microfono, tu incominci a fare domande, vai. Beh, le ho già fatta la prima domanda perché partiamo dalle cose positive. Dove... intanto scusami se mi posso permettere, ma io devo prima di tutto ringraziare Stefania per la bellissima presentazione che ha fatto di me, quindi io la ringrazio molto, anche io posso ricambiare l'affetto e la stima che ho nei confronti di Stefania, ma anche di questa trasmissione che dà voce ai territori, ed è ancora più importante per noi. Proprio ora arrivo colpevolmente in ritardo, ma proprio da un incontro con un'associazione di categoria, e sul finale appunto io ero di fretta, ma stavamo parlando del fatto che la Lega è l'unico partito che può contare una classe di amministratori davvero validi e che davvero si impegnano per il proprio territorio. Noi non siamo il partito di maggioranza in questo momento nella coalizione, ma sicuramente siamo il partito con la maggior parte degli amministratori. Questo ci deve fare grande onore, ma soprattutto grande onore a voi che date voce a questi territori. Beh, parole bellissime, parole che diciamo la trasmissione nasce in questo senso, il territorio, dare valore alle persone. Come sempre dico, ci sono i militanti o i sostenitori che sono lì alla mattina prestissimo a fare il gazebo, poi parleremo anche di questa cosa qua che ti farò vedere, certo, parleremo anche di questa, e soprattutto le persone piccole che fanno grandi la Lega, perché la Lega, il movimento Lega è grande perché c'è una scuola dietro, ci sono tanti militanti, riferiscono in pratica ai nostri, chiamiamoli superiori, ma non è questo, tutto quello che succede sul territorio. Sì. E il territorio, sai, è monitorato molto bene dalla Lega, non siamo quelli che nascono da poco e sembra che fanno tutto loro, però la Lega si muove bene sui territori. Sì, benissimo. E tra l'altro una delle cose che abbiamo fatto bene sul territorio milanese è proprio quella delle multe. Dai, spiegaci un attimino che cosa è successo, perché sono quasi 90.000 multe, mi sembra.
Sì, 90.000 multe. Allora, cosa è successo? Peraltro, proprio oggi, permetto che la battaglia non l'ho fatta per interessi personali, perché non me lo ricordavo. Non hai la moto, non hai il No, io ho la motorino. moto, ho il motorino, giro a Milano solo in motorino, non ho praticamente la macchina, per la verità, ecco, la macchina non ce l'ho perché vado in giro solo in motorino. Ed è successo questo, che durante il periodo delle Olimpiadi, in realtà dal 2 di febbraio fino al 18 di marzo è stato interdetto al passaggio delle moto nella corsia preferenziale della 90-91. Per chi conosce Milano, fondamentalmente è una corsia che fa la circonvallazione, quindi che gira intorno a tutta Milano, che viene utilizzata quotidianamente dai mezzi pubblici, dai taxi e anche dalle moto e dai motorini, ai quali è permesso viaggiare. Ma durante il periodo delle Olimpiadi, per una questione di sicurezza, anche condivisibile per carità, e per fluidificare il traffico, il Comitato Olimpico aveva chiesto di riservare la corsia solo agli autobus e ai taxi, in maniera tale che quella corsia poteva essere utilizzata per andare, insomma, per essere più comoda per gli atleti che dovevano raggiungere i vari palazzetti in giro, le varie attività. Ma cosa succede? Che il problema è che intanto è stato interdetto il passaggio, ma non è stato adeguatamente segnalato questa cosa ai cittadini milanesi. Tra l'altro il provvedimento è stato preso al 22 di gennaio con entrata in vigore neanche 10 giorni dopo, quindi quasi in fretta e furia, come a dire, ma come, non lo sapevate che c'erano le Olimpiadi? L'avete scoperto all'ultimo, 10 giorni prima. Ma oltre a questa cosa sono stati messi dei pezzettini di scotch su una piccola porzione del Scotch rosso, la scotch strisciata. rosso, una strisciata. Potevo capire rosso-nero, ero Ancora, felice e contento, invece rosso. È rosso in una piccola porzione del cartello, di fatto non immediatamente visibile, e quindi in buona fede i milanesi sono passati da quelle corsie prendendo la multa. Peraltro io l'ultima cosa che dico, ma se tu vuoi vietare l'accesso alle moto perché per una questione di traffico, a me sta anche bene, ma allora trova un altro sistema, perché tu mi vieti il traffico, mi vieti l'accesso, io non me ne accorgo perché non me l'hai indicato bene, passo e mi arriva 40 giorni dopo la multa. Allora evidentemente quello strumento, l'aver attivato le telecamere per le moto in quel periodo, in realtà è perché ti serviva a fare cassa 40 giorni dopo. Infatti pensate che sono state emesse 90.000 verbali per un importo di circa si stima un importo dai 5 ai 7 milioni di euro. Cosa è successo? Chiaramente ho sollevato la questione in consiglio comunale, lì ho fatto un'interrogazione comunale alla quale il comandante della polizia locale ha risposto dicendo che non era corretto, perché la segnaletica stradale deve essere modificata, ma deve essere conforme al codice della strada, e quel pezzettino di scotch poteva mettere in dubbio il fatto che non rendeva conformi i cartelli stradali, e quindi invitava in autotutela il comune a sospendere tutte le multe. Ma tu pensa che mi è arrivata gente a chiamarmi che aveva preso addirittura 9.000 euro di multe, perché non sapendolo, facendo quella strada tutti i giorni, si è vista arrivare a casa cartelle da 9.000 euro, che è una follia. Una, tra l'altro, dipendente comunale, addirittura quando ne stavo parlando, lei mi diceva: ma io non lo sapevo che si poteva passare. Per essere andata 4 volte al corso di danza si è presa 3.200 euro di multa per essere andata al corso di danza. Adesso io comprendo che se uno commette un'infrazione paghi, però tu mi devi mettere nelle condizioni di conoscere le regole, non è che da un giorno con l'altro mi cambi le regole ma non me lo comunichi, se no diventa veramente complesso. Ecco, la cosa che a mio parere l'indirizzo che invece a mio parere aveva preso questa amministrazione era quella di
far cassa con questo provvedimento, tant'è che vista poi l'errore, vista la segnalazione, visto il parere della polizia locale, a quel punto l'avvocatura del Comune di Milano non ha potuto far altro che invitare a sospendere tutte le multe, e a chi invece ha già pagato quella multa potrà richiedere il rimborso. Basta scrivere, adesso non posso dire il link preciso, perché però basta che scrivere su Google rimborso Comune di Milano multa, esce fuori ed esce fuori il primo link, è quello che... Sì, perché anche a Milano c'è un ponte famosissimo, che tu lo sai bene, che è interdetto di notte, il ponte della Ghisolfa, però lì è tutto segnalato dalle 10 o dalle 10 fino alle 6 del mattino. Sì, lì è segnalato, ci sono le telecamere, va bene, ma è segnalato, e di fatto poi anche da tanti anni. Tra l'altro sul ponte della Ghisolfa faccio presente che in questi giorni hanno aperto il cantiere, e non potete capire quante segnalazioni abbiamo ricevuto per un cantiere per la pista ciclabile, che tra l'altro sono anni che doveva essere realizzata, ma non era realizzata conforme. Il MIT ha sempre rinviato perché non avevano dato parere favorevole per la realizzazione di questa ciclabile, che ha messo in ginocchio il traffico milanese nel nord di Milano, nel quartiere diciamo della Ghisolfa, appunto Piazzale Lugano, fino ad arrivare a via, bravissimo, perché proprio lì in Piazzale Lugano hanno iniziato i lavori, quindi chi in questi giorni deve passare da quelle zone eviti, perché è un disastro la mattina. Perché Piazzale Lugano prima c'è una scuola e devi stare attento, e c'è segnalato, poi dopo non devi entrare nella pista dell'autobus, perché lì devi stare attento. No, c'è stato un ingorgo, mi hanno segnalato ore e ore di traffico questa mattina. Insomma, è brutto. Per la ciclabile. No, io ho appena segnalato a mia cognata, che anche lei abita a Milano, la nuova ZTL Isola dal 20 di aprile. E quindi diciamo che ci sono continue variazioni, comunque, e gente, abitanti di Milano, cittadini che non sono al corrente. Perché se tu non cioè, se non fai hai Facebook, in sostanza a volte non non sei aggiornato sui cambiamenti. Sì, perché tu non fai caso, vai tranquillo, poi 1 o 2 non ti arriva l'avviso, come dice lui, subito, perché tu puoi entrare anche nel fascicolo del comune a vedere le mie multe, tutto questo. Guarda, su questo posso dire per esperienza odierna che non funziona. Mi sono arrivate a casa 2 multe per essere passato sulla circonvallazione anche io all'inizio a febbraio, prima dell'inizio delle Olimpiadi, perché sono passato da quella, mi è arrivata una multa, ma mi è arrivata oggi. Cioè siamo al 8 di febbraio, di aprile, sono passati 2 mesi da quando sono passato lì, e sul fascicolo del cittadino tra l'altro non mi è arrivata, e quindi dovrei pagare pure i 16 euro di spese di notifica, quando invece me l'avrebbero dovuto mandare sul fascicolo del cittadino. Vabbè, diciamo che sulla mobilità ne stanno combinando di ogni, e davvero l'unico invece divieto, l'unica cosa che invece io continuo a ribadire che dovrebbero mettere, è il divieto all'assessore Censi di fare l'assessore alla mobilità, perché ha creato un disastro, con poca comunicazione, poca trasparenza sulla ZTL dell'isola. Per esempio, io sono in contatto con i residenti e con i comitati, che dicono: ma noi sono mesi che chiediamo all'assessore Censi di venire a fare un'assemblea pubblica, perché nessuno sa niente. Noi abbiamo dei cartelli che sono oscurati da anni, delle telecamere che sono spente da tempo, e non sappiamo quando entrerà in vigore, come entrerà in vigore, quali sono le regole, chi potrà accedere, chi non potrà accedere. Tu non puoi pensare di imporre dei divieti dall'alto senza prima condividerli o informare. Se non riesci ad informare adeguatamente, devi mandare una lettera a casa a tutti i tuoi residenti che abitano in quel quartiere per informare delle variazioni. Noi domani abbiamo spinto perché domani ci sia, finalmente è stata convocata una commissione proprio per parlare della ZTL dell'isola, che tra l'altro vede anche gli stessi commercianti critici nell'applicazione, e quindi scontenti i residenti e i commercianti. Non ne fanno una giusta. E poi c'è anche un altro discorso, magari tu ne sai più di me. Se tu abiti in un determinato quartiere di Milano, hai un numero dove puoi parcheggiare la macchina dove vuoi, cioè non c'è nessun problema. Però anche lì, se arriva la Stefania, non ha il numero di quel determinato posto, non trovi neanche le strisce bianche. A Milano, ti parlo la zona, tu la conosci, Viale Brianza, via Ferrante a Porti,
cosa hanno fatto? Hanno messo dentro sotto i ponti, che poi andiamo a discutere anche sotto i ponti che cosa c'è, Certo. perché mi piace una tua parola dove sui temi della sicurezza, definendo Milano capitale dell'insicurezza, vedi stazione centrale, i ponti, hanno fatto i parcheggi dentro. Sì, sì, Hanno fatto sì. i parcheggi, però tu arrivi e non trovi strisce bianche, parcheggi normali. Pagamento trovi tutto. Certo, se Però paghi trovi. sì, Son d'accordo, tra l'altro anche su quella roba lì per i residenti. Io per esempio abito in una via dove i numeri pari sono in un ambito e i numeri dispari sono in un sì, altro, e quindi io che abito nei numeri pari non posso parcheggiare nel lato di fronte a casa sì, mia. perché tante vie ci sono numeri pari e numeri dispari. Certo. I primi numeri partono tutti dal centro, ti devi Sì. vedere la via e dici 1, 2, 6, che quella parte è la zona centrale di Milano. Però, per esempio, via Le Brianza, da una Certo, parte è un numero e e dall'altra certo, fa certo. parte, cioè ci sono tante cose. E poi adesso sono 55, sì, abbiamo ancora qualcosina, però anche l'insicurezza che ci sono. Ormai tu sai benissimo che il ponte di via Guarda, Le Brianza, il ponte di via Lumière, il ponte che va in via Popoli Uniti son diventati dormitori, cioè guarda, su questo hai detto bene, cioè sul tema della sicurezza a Milano io la tocco su 2 aspetti. Il primo è di presidio del territorio. Noi per anni abbiamo avuto un organico della polizia locale sottostimato, e tra l'altro i governi che si sono succeduti di centrosinistra, che avevano bloccato le assunzioni della polizia di Stato e delle forze dell'ordine, hanno ridotto di gran numero i numeri anche di agenti di forze dell'ordine presenti sul territorio milanese. Con il governo Meloni, il nostro governo, con Molteni soprattutto sottosegretario dell'interno, invece sono ritornati ad aumentare i numeri degli agenti destinati a Milano, e nell'ultimo anno, questo per fortuna, anche la polizia locale è ritornata ad assumere agenti, e adesso addirittura ne hanno assunti quasi 1 migliaio solo nell'ultimo anno, cosa molto positiva. Ma tu la sicurezza la fai su 2 aspetti. Primo è il presidio del territorio, che però negli ultimi 15 anni è mancato e quindi oggi ne paghi le conseguenze. Ma secondo, ancora più grave, che è mancato, sono le politiche sociali e le politiche di integrazione che nella nostra città è completamente saltata. Quando tu hai gente che dorme in mezzo alla strada, evidentemente le cose son 2: o ne hai accolti troppi e poi dopo ti è andato in sistema in default e non riesci più a gestirteli, oppure semplicemente hai voluto aprire le porte per lasciare della gente in mezzo alla strada a fare i delinquenti e vivere di espedienti, perché poi vivono di questa roba sì, qua. tieni presente che ci sono tante associazioni che tu sai benissimo di che parte tirano, che poi vanno lì a trovarli, Ah beh, certo. Sì, co però io non mi dimentico mai che c'era Maiorino, quando noi eravamo al governo e bloccavamo i porti, giustamente, quando Salvini faceva quello che gli aveva chiesto di fare il popolo italiano, c'era però Maiorino qua a Milano che invece faceva le tavolate multietniche, che apparecchiava i tavoli faceva le manifestazioni in città a Milano, no, perché dovevamo accoglierli tutti, Poi fa niente che li lasciamo dormire in mezzo alla sì, strada perché a creare insicurezza nelle nostre città. Ricordiamoci che a Milano i 2/3 dei detenuti da San Vittore sono stranieri. La maggioranza dei detenuti minori al carcere Beccaria sono stranieri. Cioè noi abbiamo avuto gente che con l'idea accogliamoli tutti, ha creato dei veri e propri ghetti e delle persone che nella nostra città non solo non si sono mai integrate, ma che oggi non si vogliono nemmeno più integrare, e quindi noi ci ritroviamo a fare i delinquenti in giro per la nostra città. sì, Perdonami, e poi non è nemmeno corretto nei confronti di queste persone che non hanno un tetto sopra la testa e magari poi vanno a occupare case. Le trovi parecchie volte vengo a Milano anche con mio figlio, facciamo le passeggiate e francamente vedere persone che dormono sotto cartoni in maniera approssimativa non è il No, è massimo della disumano. vita e poi non è una, visione bella della città, insomma. Considera che cosa ancora più grave, quest'anno c'è stato il record triste e amaro di morti per causa di freddo a Milano,
cioè sono persone che sono morte, cioè non è che stiamo parlando di niente, stiamo parlando, se non ricordo più, quasi di 20 persone morte per il freddo a Milano. Insomma, sai, a Milano il freddo viene, cioè, Ho e capito, poi però tieni queste presente, persone le devi intercettare. certo. Se non ne sei in grado, allora la prossima volta ci pensi 2 volte prima di organizzare la pasta asciutta migrante, e invece magari di non accogliere di meno, fino a quando riesci a sostenerli. Oltre, non li accogli più. Perché ti dico, in fondo a via, adesso mi sfugge, Popoli Uniti, che esci fuori San Martino, Sì. lì c'era Padre Ettore una volta, ti parlo negli anni 80, non c'è più Padre Ettore, è morto. Però adesso è diventata una schifezza lì, cioè te lo dico chiaramente, perché posso capire tutto, posso capire quello che vuoi, però a lavarti dove vai? In stazione centrale, alle Certo. Fontanelle. Certo, Cioè, via Lumiere ci sono i posti dove sono nascosti sotto agli alberi, però voglio ritornare a questo argomento qua, perché ti racconto la mia esperienza di quando ero piccolo in piazza Duca d'Aosta, che andavo a giocare a pallone. Che adesso interrompiamo un attimo, Va benissimo. Poi mi dici il titolo della canzone, lo voglio sapere, perché tanti mi chiedono ma che canzone è? Sono ma che brava a scegliere. Dopo. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. We're riding down the boulevard. We're riding through the dark night. We're half a tank and empty heart. Pretending we're in love, but it's never enough. Not as the sirens fill the lonely air. Oh, how did we get here now, babe? We see a storm is closing in. Pretending we scared. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on a highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on a highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on. We're running all the red lights down. No way that we can stop now. A quarter tank and almost gone. Pretending we're in love, but it's never enough. Nah, I wish we could take it back in time. Before we cross the line, now, babe. We see a storm is closing in. I reach up for your hand. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to never. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Don't say a word while we dance with the devil. You brought a fire to a world so cold. We're out of time on the highway to never. Hold
Siamo rientrati. Vuoi il Titolo della titolo? canzone, sì, perché ci sono tanti miei amici mi dicono: "Ma che canzone hai messo l'altra volta?" Io faccio: "Boh, aspetta che sento la Stefania." Allora, questo è un ricordo, poi ti dirò per cosa, è Duke Dumont con Ocean Drive. Ok? Bellissimo, No, è bello. bellissimo. Sì, sì, no, io ho solo cari ricordi dei Pooh, perché c'è una canzone che fa No, così. io sono un attimino più vasta. Parto con qualche domanda Ma da io volevo Alessandro. ritornare, poi ti lascio. Ok, Quando ero vai. piccolino io, fai il conto fine anni '60, in piazza Duca d'Aosta, sai che c'era le Certo. fontane, andavo a giocare a pallone al sabato con i miei amici e avevamo 8, 9 anni e stavamo lì e non succedeva niente. Adesso io credo che per andare in stazione centrale, sia maschio e donna, o vai con 2 cagnoni della miseria, altrimenti sono grossi No, grossi devi problemi. andare correndo praticamente. Vai, Ma devi sapere dove devi andare perché ci devi andare correndo. correndo io mi ricordo ai vecchi tempi c'era anche la gelateria Sartori lì su Viale Pergolesi, angolo Piazza Duca d'Aosta, che faceva Certo. un buon gelato. Però guarda che io abito più o meno zona un po' verso No, la stazione centrale è una delle zone più critiche. Devo dire che, l'operazione interforze con anche i militari, la presenza sì, è aumentata la presenza delle forze dell'ordine in stazione centrale e forse effettivamente rispetto a qualche, tempo fa si leggono meno notizie di cronache proprio sulla stazione centrale. Il vero problema è che però si è comunque diffuso nelle aree intorno, da Benedetto Marcello, Marcello, guarda, che è diventata una roba Benedetto incredibile. Marcello, soprattutto via Gafurio, via Sì, Petrella, che erano tutti negozi che vendevano tessile e via dicendo. Adesso sì, sì, c'è non solo trovi neanche un italiano, cioè non etnico trovi, e soprattutto via Benedetto Marcello, faccio un po' di pubblicità, era famosa a Milano per il bellissima. grandissimo mercato che Certo, c'era certo. al sabato, se non Cioè erro. il sabato. Noi facciamo ogni E tanto anche e il banchetto lì, e ancora oggi. partiva da via Petrella e Sì, arrivava in fondo dove c'erano i pompieri, esatto. dove c'era l'istituto Volta, il Sì. liceo Volta. E adesso, si è ridotto Sono però. preparato, su Milano Bravissimo, sono bravissi preparato. adesso si è un po' ridotto il Sì, mercato, però lo fanno in via Gomez. esatto, però c'è da dire che comunque appunto è una via, secondo me, bellissima anche a livello Certo. architettonico, con questi alberi ad alto fusto, questo, parterre in mezzo dove addirittura nella parte, diciamo, più verso via Toscana, viale Tunisia, Viale Tunisia, dove sì. c'è anche la bocciofila, dove Sì, sì. c'è anche un po' un luogo di ritrovo, ma che ormai è completamente Sì, preso di perché mira dal degrado, guarda ecco. anche via Pergolesi, come tante altre vie lì zona, non passava la filovia dentro, c'erano le panchine, c'erano le piante, c'era tutto questo ed era un'oasi felice dei nonni che andavano a Certo, portare i bambini certo. e controllavano anche la zona. E oggi invece questo No, non avviene più. Lì i bambini, nonostante ci sia il parco giochi, non li vedi praticamente no, non li mai puoi vedere perché perché il parco giochi è lì vicino a via esatto, Petrella, tanto per e non dire. è più utilizzato. Ecco, questa è la rabbia più grande, che comunque ci sono tanti spazi della nostra città che dovrebbero essere fruibili a tutti, ma che invece sono appannaggio di soli a alcuni delinquenti che invece le utilizzano per altri scopi e questo fa ancora più rabbia. La stessa cosa, per esempio, sempre parlando di stazioni, è nel quartiere di Rogoredo. Cioè nel Beh, quartiere di insomma, Rogoredo noi viviamo una situazione in cui, per esempio, la gente, cioè i tossicodipendenti si ritrovano a pulire le siringhe, alle fontanelle dove giocano i bambini. Cioè scene che ho visto io personalmente, no, quindi cioè, ti rendi conto che, purtroppo ci sono alcune zone della nostra città, specie quelle periferiche, che sono state completamente abbandonate, dal presidio, come dicevo prima, di sicurezza e quindi forze dell'ordine e polizia locale e dal presidio sociale. sì, perché adesso io non ho niente contro i sudamericani e via dicendo, se tu prendi la strada che va via Palmanova, a un certo Vabbè, punto lì Palmanova lì trovi
E Sei in poi un altro mondo, sei in un non altro sei più a mondo, Milano, in Palmanova. sono tutti spagnoli, Sì, cioè, sì. parlano Beh, non solo, nordafricani, sì, spagnoli, però sì, c'è una forte e concentrazione. tu Se tu vai al Parco Martesana, che è lì di fianco, sì, Martiri Martesana, lì è lì c'era una bella passeggiata che bello, sul facevi in Naviglio. bicicletta Sì, sì, sulla Martesana, sulla pian Martesana, pianino, c'era il bravissimo. ristorante, mi sembra anche greco, uscivi Sì. fuori, arrivavi fino a Sì, sì. Gessate, Ecco, oggi se tu fai quella passeggiata ti ritrovi durante il pomeriggio, dormitorio. a parte il dormitorio, ma mi è capitato di denunciare anche pubblicamente il fatto che, lì dove c'è questa passeggiata, ci siano dei gruppi di penso sudamericani che si ritrovano per le scommesse online sui polli, sui combattimenti dei Ah, non lo galli. sapevo. È una roba esotica, è una roba di Perché tutto. bisca clandestina ai vecchi Bischi miei tempi clandestini. era lì dove c'è, in fondo a Palmanova, che c'era lì la bisca e tenevano tutto sotto controllo e la polizia andava a prenderli quelli. E c'era una bisca costruita con, tutto lisciato, tutto bello, cioè Fatta bene. No, invece lì è un po' così, rustica. sì. No, Alessandro è molto attivo su alcuni temi appunto principali. Uno l'abbiamo toccato, che è quello del boschetto di Rogoredo, dove abbiamo visto anche delle tue incursioni, diciamolo così in maniera, però altri temi ti stanno molto a cuore, quale quello della sicurezza e anche quello delle tradizioni, e un po' con Marco ne abbiamo parlato. Però volevo chiederti un'altra cosa. Ho letto che comunque accusi anche uno spopolamento di alcune classi, diciamo, sociali all'interno appunto della città, quale la classe media. Eh, Volevo chiederti cosa ne pensi innanzitutto, e secondo, magari qualche suggerimento pragmatico proprio per vedere di ripopolare la città, cioè, anche perché io ti dico, a me è capitato una volta di andare a prendere 3 biscotti in una nota 3 biscotti, 3 grissini in una nota, pasticceria, in un noto locale di Milano, 15 € per 3 grissini. È veramente improponibile, questo ti dico 3 anni fa. Volevo sapere se tu hai qualche idea, se appunto, cosa ne pensi di questa situazione che ormai per la classe, per il ceto medio, è diventato veramente insostenibile. Ma il costo della vita è diventato assolutamente insostenibile per il ceto medio a Milano e di fatto il tema che solleviamo da tempo è proprio quello dello spopolamento, di quanti giovani lavoratori o giovani coppie o comunque lavoratori che non si possono più permettere di vivere a Milano ci sono, questo causato da diversi fattori. Diciamo che intanto per una mancata strategia sul tema della casa, che a Milano è stato completamente abbandonato. Il sindaco Sala, che aveva detto che sarebbe stata una delle sue ossessioni, oltre alla sessione delle periferie, aveva detto in campagna elettorale che avrebbe avuto l'ossessione anche del tema casa. Beh, peccato che sia lui a governare da 10 anni, i prezzi delle case sono aumentati a livelli folli, siamo arrivati a dei mercati praticamente inaccessibili per i nostri per il ceto medio. Uno dice: vabbè, ma non è che ci può fare molto il sindaco Sala se il proprietario di casa decide di mettere in affitto la sua casa a più di un tot, perché lo può fare benissimo. Ma il tema è che però sull'edilizia sociale invece il sindaco può fare molto, e quindi per far sì che il ceto medio possa trovare quindi quella fascia di reddito, diciamo dai 15 ai 40, e io estenderei oggi dai 15 ai 60, perché ormai con 60.000 € cioè a Milano non sei ricco con 60.000 € di ISEE di una famiglia, sto parlando di una famiglia, quindi non sei ricco, cioè 2 persone che prendono 30.000 € all'anno lordi, sto parlando, vuol dire non essere ricco, ma vuol dire comunque fare dei sacrifici, arrivare a fine mese, per carità, ma con dei sacrifici. Quindi c'è tutta quella fascia di popolazione che invece una risposta al tema casa non l'ha mai avuto, no, e questo secondo me è una cosa molto grave. Il piano casa è arrivato in estremo ritardo. Dopo 10 anni
anni di governo, è arrivata quest'anno per la prima volta una proposta di quello che allora hanno chiamato il piano per l'emergenza abitativa, il piano casa, che ha esteso la visione, secondo me in maniera condivisibile, più su una città metropolitana. Quindi il Comune di Milano dice: io ho delle aree anche al di fuori della cerchia di Milano, vado a cercare operatori che vogliono costruire anche nelle altre parti. Bene, pensate che però su un piano casa che doveva vedere 9.000 alloggi entro un anno, entro la fine del mandato, noi faremo entro il 2028 faremo grandi risultati. Il risultato è stato che dopo un anno dal lancio dell'operazione Tema Casa alla conclusione della manifestazione di interesse c'è stato un solo operatore per 37 alloggi. 37 alloggi. Questo ti fa capire qual è che è la roba sbagliata, è come hanno impostato a livello amministrativo la delibera, e quindi invece di confrontarsi con gli operatori che poi realizzano le case a canone calmierato per le fasce appunto della popolazione che oggi sono in difficoltà, loro sono andati dritti pensando di avere la loro visione, di avere la verità in tasca, poi però il mercato gli ha detto tutt'altro. Quindi quando si fanno delle scelte amministrative, per esempio condivisibili come quella del piano casa, che io nel principio condividevo e dicevo, ho detto anche alleluia, lo avete fatto troppo tardi perché nel frattempo le persone se ne sono andate da Milano, ben venga questa strategia, peccato che l'hai fatta in ritardo e l'hai fatta pure male, perché i numeri lo dicono, cioè 37 case come manifestazione di interesse su un piano casa che doveva vedere 9.000 alloggi, e allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona. No. Stefania, infatti volevo anche aggiungere riguardo un altro tema che comunque può assorbire anche questo, anche il costo dei trasporti che comunque sono aumentati, e anche qui va di mezzo il lavoratore che arriva dalla periferia, Certo. ma anche quello che si sposta all'interno proprio della città di Milano, e di conseguenza diventa costoso, pesante, insomma. E poi aggiungo un'altra cosa, sento parlare lui e mi viene in mente un'altra persona, un'altra ragazza che è stata qua al posto suo, che si parlava dei bambini. Certo. Andate a iscrivere un bambino all'asilo nido Sì, comunale. infatti è stata Vedete se qua ci e mi piacerebbe portarti sia te che la Carolina Pellegrini. Certo. E anche lei queste cose tu stai dicendo, le ha parlate, le ha dette, ha aggiunto, perché se tu non hai soldi, tu non puoi andare a prendere un bambino, tra virgolette, perché devi fare 4 calcoli e via dicendo. Oggi la denatalità è anche dovuta al fatto che veramente, per esempio a Milano, un asilo pubblico non te lo puoi permettere, e arrivi a pagare quasi 1.000 euro per mandare tuo figlio all'asilo. Si parlava di questo con la Carolina, cioè in pratica o hai è un problema, è un problema. Oppure... Poi anche qua, adesso spero che con le Olimpiadi, con le case che sono rimaste, con tutte queste cose qua, gli studenti possono usufruire di queste... Sì, però anche lì faccio un esempio, la sinistra che ha dato anche l'Ambrogino d'oro a quelli che con le tende si erano messi in piazza Leonardo a Piazza fare Leonardo lo show Vinci. per il tema della casa, bene, gli è andato pure l'Ambrogino d'oro. Pensate che però sono talmente tanto diciamo proiettati alla proposta spot, quindi diamo l'Ambrogino, bravissimi che avete fatto questa manifestazione. Nei fatti poi però ti misuro, no? Con le iniziative amministrative. Bene, la convenzione dello studentato prevedeva che fosse il comune a dover discutere con chi ha realizzato l'opera i prezzi a cui venivano affittate le case. Bene, se tu mi dai l'Ambrogino d'oro a quella che quella che mette la tenda perché denuncia il fatto che i costi delle stanze sono troppo alti, e poi fai tu comune una convenzione con l'operatore privato dicendo abbiamo trovato una soluzione per gli studenti, 900 euro una stanza, e allora dai, cioè... evidentemente stai prendendo per il naso un po' la gente, perché non puoi dargli l'Ambrogino d'oro per farli contenti, ma poi nello stesso momento tu stesso gli fai 900 euro di affitto al mese. 900 siamo euro, folli. E come dicevi te poi sulla mobilità, anche quello incide molto,
molto, perché noi una cosa che non ci dimentichiamo troppo spesso, anzi che si dimentica il sindaco troppo spesso, che è il sindaco anche della città metropolitana. Mettere il biglietto più che raddoppiato il biglietto, perché è passato dall'anni della Moratti che costava 1 euro a 2,20 €, ma in più tu stai mettendo l'area B, l'area C, le ZTL, le stai mettendo tutte per far sì che la gente non entri a Milano. Benissimo, allora io posso condividere questa tua scelta se però tu mi dai l'alternativa, perché non è che tu mi puoi solo vietare senza darmi un'alternativa, a prescindere dal fatto che io voglio vedere quello che fa l'idraulico che va sul mezzo con la cassetta degli attrezzi, ma a prescindere da questa cosa, se tu mi dai la possibilità di parcheggiare negli interscambi e di venire a Milano con un mezzo pubblico, io posso essere anche d'accordo, ma pensate che hanno fatto talmente tanto delle cavolate che addirittura c'erano i parcheggi di interscambio dentro l'area B. Cioè, c'era la gente Sì. che non poteva parcheggiare la propria macchina per prendere il mezzo pubblico perché era già dentro l'area B. Ma questi sono Alessandro, matti. io ti dico anche un'altra cosa, che è molto semplice. Se io ho soldi, io posso cambiare la macchina tutti gli anni. Beh, certo, Ma qua anche a me stiamo parlando, piacerebbe, no, certo. ma qua stiamo parlando di gente che ha la sua Panda, che certo. magari è euro 3, euro Io ho dovuto 4. vendere la mia Panda Euro 3 del 2003, tra l'altro Panda bellissima con pochissimi chilometri, quindi poteva ancora durarmi un'altra vita intera, non solo i 20 anni che aveva già fatto, ma l'ho dovuta vendere perché non potevo più circolare, essendo che avevo solo i 25 ingressi o poi il Ma tu movino, vai a però. colpire persone che la macchina la usano, cioè non è certo. che uno è ricco e si prende la Porsche, faccio nomi a caso, però una Panda, una macchina base, ma anche gli euro 3, euro 4, euro 5, euro 6, è ovvio, la macchina tua adesso è nuova, fra 3 anni sarà vecchia. Certo. E però se la macchina corrisponde a certe caratteristiche che allora c'erano, perché forse tu non te lo ricordi, negli anni 90 ci avevano venduto che con la marmitta catalitica avremmo risparmiato tanto sull'inquinamento, su tutte queste cose qua. E da euro 0, benzina rossa, che adesso siamo arrivati a dove? Siamo Sì, sì. arrivati a euro 6 bis, arriveremo a euro 70. Sì. Ma la gente non può permettersi di cambiare la macchina, perché quella macchina lì gli serve. Cioè adesso Sono d'accordo. Tu pensa a tutti quelli che appunto devono venire a lavorare, appunto, magari l'idraulico, l'artigiano, che deve venire a Milano col suo furgoncino, col suo fiorino, e magari ha già dovuto pagare fior di soldi per poterselo permettere, lo deve cambiare perché però altrimenti se a io Milano non pago lavora posso più. entrare dentro a Milano? No, con l'area B no, non puoi proprio entrare neanche se paghi, o a meno che paghi la multa, ma che sono circa 80 €, ma hai la possibilità di entrare, anche questo perché abbiamo fatto una battaglia noi, con il Move-in, Sì, e Movin, quindi sì. puoi accedere a Milano con un tot di chilometri, che sono circa 2-3.000 chilometri, poi dipende dalla classe del tuo mezzo, ma puoi entrare a Milano senza superare un tot di chilometri, ecco. Però devi installarti il Move-in, pagare quel per installartelo e puoi entrare. Ma anche lì, però, uno che lavora a Milano, insomma, 1000 chilometri poi li fa anche Ma quasi in fretta, certamente, cioè in un certamente. anno. Io no, vuoi fare una domanda e poi ne ho io una bellissima. No, allora io faccio l'ultima ad Alessandro. Volevo chiedergli di parlare un tema particolare, se ha a caro un tema in particolare del quale ha voglia di parlare, però Posso lo dare lascio degli per ultimo. stimoli un pochettino che lo provoco? No, vai tu, poi risponde magari alla mia domanda. Dai, prima parti. Allora, manifestazione 18 aprile. Comincio a sentire da certa stampa, da certi partiti opposti al nostro, che ma è proprio sicuro che devono fare questa manifestazione? Ma è proprio sicuro che, perché noi siamo violentatori, spacchiamo vetrine, spacchiamo tutto, perché adesso manifestazioni ne sono andate tantissime della Lega e alla fine quando tu saluti le persone, le saluti le polizie, ti fanno i complimenti, con voi non c'è nessun problema. Sì, Sono sì. gli altri che li creano. Allora, diciamo, intento proprio su questa cosa qua era un tema che avrei voluto, affrontare. Intanto
per rilanciare e ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando di venire il 18 di aprile alle ore 15 alla grande manifestazione dei patrioti a Milano in Piazza del Duomo, quindi una piazza diciamo anche abbastanza grandicella e abbastanza simbolica della nostra città. Poi però c'è un tema. Noi pensate che abbiamo cosa che probabilmente non è mai capitata nella storia del Consiglio Comunale, la Presidente del Consiglio Comunale del PD, di cui non dico il nome per non fargli pubblicità, ma ieri ha protocollato in Consiglio Comunale la richiesta di divieto di concessione di quella piazza. Cioè la Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere garante dei vari gruppi politici che siedono nel Consiglio Comunale, si è permessa di fare una richiesta alla Giunta di Milano per vietare a un gruppo politico che siede legittimamente al Consiglio Comunale di fare una manifestazione. Cioè questa, se non è censura, questa, se non è divieto di esprimere la propria opinione, se non è limitare la libertà di espressione che invece è garantita dalla Costituzione, io non so che come possa chiamarla, perché secondo lei ci vanno in piazza dei pericolosi sovversori dell'ordine democratico. Io francamente non mi sento sovversore dell'ordine democratico, non mi sento una persona pericolosa per nessuno, mi sento invece di poter esprimere le mie idee liberamente, come è giusto che lo facciano tutti gli altri, certo. e tollerare anche il fatto che qualcuno la pensi diversamente. Invece questi sono gli odiatori. Gli odiatori sono coloro che invece ti vietano di poter esprimere la tua opinione. Questi sono i veri odiatori e sono le persone contro cui ancora di più mi rendo conto di essere dalla parte giusta dalla parte giusta della storia, perché davanti a queste persone bisogna soltanto rispondere con la presenza, con la partecipazione, con l'entusiasmo e con la convinzione di non essere noi dalla parte sbagliata, ma anzi di dover giustamente ribadire i nostri principi e i nostri valori, che sono ben lontani da coloro che invece vogliono tacciare e chiudere la bocca a chi invece vuole Ti ricordi liberamente la esprimere mitica propria manifestazione a Milano che partiva da Porta Venezia, Corso certo. Buenos Aires? Che lo faremo ancora il 18. Dovevano partire ancora da Corso Buenos Aires e c'era già la piazza piena, ma non è successo niente. È ovvio che se poi entrano dentro provocatori che... Sì, però ma le la Lega, manifestazioni della Lega non sono mai entrati provocatori, sono quelli di sinistra. Sì, no, la Lega non ha provocatori a Bologna che stavano arrivando, ma stavano arrivando quelli dei centri di sociali, centri sociali, certo. che poi sono messi lì bergamaschi, bresciani e li ha mandati via, tutto. l'ha risolta loro. Però ecco, questa è una cosa importante, sarà una piazza sicura, tranquilla, ma soprattutto una piazza di grande entusiasmo, per ribadire un concetto molto semplice: di essere padroni a casa nostra. Sì. Sulla domanda della Stefania, allora ce ne sono tanti, oggi ne abbiamo affrontati tanti, dalla mobilità alla sicurezza, dalle politiche sociali, no? Quel tema che dicevo prima, che tra l'altro cuba l'80% delle risorse comunali. Ce ne sarebbe qua da stare a parlare. Io dico due cose di cui mi sto interessando in particolare nell'ultimo periodo. Primo, sul tema della sicurezza, pensate che noi 2 anni fa avevamo chiesto al Comune di Milano di dotare la polizia locale del taser, no? Bene, a quest'anno, l'anno scorso, nel dicembre 2025, è terminata in maniera positiva la sperimentazione, quindi la polizia locale è operativa, può adottare il taser, ma bisogna aspettare. C'è una delibera della giunta, tra l'altro, con il neo assessore alla sicurezza Sala, che fa la delibera di giunta per adottare il taser, ma la delibera deve passare in consiglio comunale. In consiglio comunale invece la delibera viene bloccata dalla sinistra, perché dobbiamo sperimentare ancora un pochettino.
Allora, intanto il tema è di due tipi. Il primo è che si fa un danno agli agenti della polizia locale, prima di tutto, e ai milanesi che invece non vedono, su un tema così importante, non vedono dei fatti, come può essere appunto quello di dotare l'agente di polizia locale del taser. Il secondo tema invece è proprio politico, cioè il consiglio comunale, la maggioranza del consiglio sì. comunale blocca una delibera della giunta, cioè di Sala, tra l'altro la prima delibera da assessore alla sicurezza. Io, se non è questa una sfiducia nei confronti del sindaco, direi che non saprei cos'altro dire. Chiudo l'ultima questione, San Siro. San Siro l'ha detto prima, San Siro. la casa del Milan, Casa del Milan. E poi dell'Inter. Non ho cugini, non non ho ho cugini. No, Scusa, battute adesso, a parte, parte, si scherza e si ride come sempre. Anche perché poi Ma che cos'è l'Inter? tra l'altro hanno vinto il campionato, quindi bravi Ma loro. aspetta. No, l'hanno già vinto. È già andata, è già fatta, è anche lì pratica grosso chiusa, problema. grossa pratica già chiusa, ma lì hanno deciso di svendere San Siro, che era simbolo di Milano, simbolo quasi d'Italia, perché voglio dire è uno degli stadi più iconici anche del nostro paese, anche a livello internazionale, e l'hanno deciso di svendere. Oggi Milano si ritrova con 9 indagati sulla vendita di San Siro, con violazione del segreto d'ufficio. Poi vedremo cosa succede, perché io sono garantista e sono certo che sono tutti innocenti, ma dall'altra parte però noi avevamo denunciato più volte in aula dei rischi su quella delibera, su come l'avevano fatta a livello amministrativo e il contenuto della delibera. Non hanno voluto ascoltarci, sono voluti andare avanti, e oggi c'hanno la procura che Alessandro, chiede chiarimenti. io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata abbiamo fatto con la Stefania, con me. Purtroppo il tempo È fugge, è tiranno, però un'altra volta vieni, dai, vieni volentieri, qua. molto volentieri, anzi vi chiedo scusa, la prossima volta verrò Andiamo a mangiare adesso i Anche perché grissini, ci saranno le elezioni a Milano. di certo, conseguenza. elezioni a Milano, 2027, quindi mi raccomando, convincete più amici possibile, mi raccomando milanesi, svegliatevi tutti quanti, nel 2027 dobbiamo andare a mandare a casa il peggior sindaco della storia di Milano. Salutiamo, io saluto tutti i nostri radioascoltatori, saluto te Alessandro e saluto te Stefania. Io saluto i milanesi e saluto Natalia e ci vediamo mercoledì prossimo. Ha detto Natalia Forza Inter, però non so che roba sia. Non lo so. Grazie, buona Grazie giornata. a tutti voi.